Anima e storia di Portogruaro si specchiano sull'Emene, il fiume che l'attraversa, donando alla città un doppio magico e prezioso. Il fiume, l'antica strada dell'acqua, la liquida metafora del viaggio, dello scambio, del commercio. Portogruaro è il centro di quell'intrico di vie fluviali e terrestri che rappresentano il sistema circolatorio dei traffici che legano il mondo mediterraneo alle Alpi e al settentrione d'Europa. Dall'Emene, Portogruaro ha tratto nei secoli vita e ricchezza. Sulla sua riviera sono sorti case e palazzi, sono nate suggestioni che sembrano tratte da capricci del Guardi o del Marieschi. L'analogia con Venezia è immediata e verosimile. Ma le origini di Portogruaro sono più antiche della Serenissima. Non è possibile capire questa città senza parlare di Iulia Concordia, che da Portogruaro dista pochi chilometri e che fu fondata dai Romani nel I secolo prima di Cristo. Concordia fu un importantissimo centro agricolo e commerciale. Una città ricca e prospera come testimoniano gli splendidi reperti oggi conservati nel Museo archeologico di Portogruaro, dove è possibile addentrarsi alla scoperta di un affascinante passato. Concordia conobbe l'influenza cristiana dai suoi esordi in Italia e divenne ben presto un importante centro di diffusione della nuova religione. Lo testimoniano resti importanti, come il Martirium, un tempietto risalente al IV secolo d.C., in cui erano venerate le spoglie di alcuni martiri concordiesi uccisi nel 304, durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano. Accanto al Martirium, alcuni sepolcri paleocristiani e sotto la chiesa attuale i resti della Basilica Apostolorum Maior, costruita nel 389 per accogliere le reliquie degli evangelisti San Luca e San Giovanni. Di questo tempio si possono ancora ammirare gli splendidi mosaici costruiti su una stupefacente simbologia geometrica che ci riporta ai primordi del linguaggio cristiano. Nel 589 una spaventosa alluvione distrusse Concordia, seppellendo l'antico tempio sotto uno spesso strato di fango. La basilica odierna, dedicata a Santo Stefano, fu costruita nel corso dell'XI secolo e più volte rimaneggiata nei secoli successivi. Accanto ad essa, il pregevole battistero romanico su pianta a croce greca, fatto costruire dal vescovo Regimpoto, che resse la diocesi concordiese dal 1089 al 1105.
Ed è proprio un vescovo di Concordia, Gervino, che nel 1140 concede ad alcuni mercanti di costruire un porto sulla riviera dell'Emene, qualche chilometro più a nord, sancendo così la nascita ufficiale di Porto Gruaro. Le cronache medievali ci riferiscono di una Porto Gruaro ricca di palazzi in pietra e di attività commerciali. Una città al confine fra Veneto e Friuli, che conosce le contese tra i bellicosi conti di Gorizia e i patriarchi di Aquileia e l'influenza nascente di Venezia, ma che riesce a mantenere cospicui e concreti margini di indipendenza. Le svelte caratteristiche merlature ghibelline che fanno da corona al trecentesco municipio, rarissimo e magnifico esempio di gotico civile, sono ancora oggi il simbolo di questo antico orgoglio cittadino, conquistato anche con la forza strategica dei traffici e degli scambi. Esposta ai rischi delle invasioni provenienti da Oriente, nel Medioevo Porto Gruaro si era dotata di mura robuste. Di quella cinta restano ancora 3 delle 5 porte che davano accesso alla città. Sempre nel Medioevo sorgono le più suggestive e antiche chiese della città. Quella dedicata oggi a San Luigi, quella di San Giovanni e quella intitolata Sant'Agnese. In aperta campagna, a soli 3 chilometri da Porto Gruaro, sorge invece la chiesa di Summaga, che fino al 400 ebbe accanto un'abbazia benedettina. Eretta nel XIII secolo, congloba nella sua struttura il sacello di un tempio precedente, che conserva preziosi affreschi risalenti all'XI secolo. Intanto, mentre le fortune dei conti di Gorizia e del patriarcato di Aquileia andavano incontro a un rapido tramonto, cresceva a dismisura l'importanza e la potenza di Venezia. E nel 1420 la Serenissima si impadronì del patriarcato del Friuli e di Porto Gruaro. Cominciava un periodo d'oro. La città trasse grande beneficio dal privilegio di essere l'unica dogana autorizzata ai commerci con la Germania. Porto Gruaro si arricchì di palazzi e assunse quelle caratteristiche che ancora oggi ne fanno un vero gioiello architettonico. Il dominio veneziano privilegiò Porto Gruaro. Anche il Papa Sisto V a Roma prese atto di questa nuova realtà comunale, trasferendovi da Concordia la sede vescovile. Porto Gruaro, Porto delle Gru. Anche se l'etimo è ancora oggetto di discussione, una coppia di questi volatili tipici delle zone paludose appare in antichi stemmi della città ed è eternato nel bronzo della più famosa delle sue fontane. Porto Gruaro è il Lemene. Già nel 400 i cronisti definivano grandiosi i magazzini del porto. E del resto la città si era sviluppata attorno a 2 arterie che si conformano al corso del fiume: Via Martiri della Libertà e le attuali Via Seminario e Via Garibaldi, ancora oggi ricche di attività commerciali. Così Marino Sanuto, erudito veneziano, descrisse la città nei primi anni del Cinquecento. Porto Gruar grosso e buon castello,
porto e tercapito de quasi la maggior parte delle mercantie che vanno e vengono dalle parti tramontane a Venezia. Lasciamo il Cinquecento con gli splendidi affreschi en plein air di Palazzo Marzotto, che ci danno un'idea della ricchezza che la città doveva offrire nel Rinascimento. Il secolo successivo segnò l'inizio di un lungo periodo di decadenza. Nel 1628 una grave carestia imperversò nelle campagne, mentre nel 1631 un'epidemia di peste decimò la popolazione. Agli inizi del Settecento, l'imperatore austriaco Carlo VI d'Asburgo assestò un gravissimo colpo all'economia portogruarese, concedendo la franchigia al porto di Trieste. La città conservava però una sua rilevante importanza nell'ambito della Repubblica Veneta. Ne sono testimonianza opere monumentali che vengono costruite all'inizio del secolo dei Lumi, come il Seminario. Alla fine del Settecento fu dato inizio invece alla costruzione del Duomo di Sant'Andrea e alla demolizione di una chiesa precedente di periodo medievale. Fu conservato il caratteristico campanile pendente che risale al XIII secolo. Il Duomo fu inaugurato nel 1833 e quella galleria d'arte che è al suo interno sintetizza l'anima di Portogruaro, infortunato, complesso equilibrio tra Veneto e Friuli. Vi è possibile ammirare capolavori dell'Amalteo, di Palma il Giovane, di Giovanni Martini, fino alla bellissima copia dell'Incredulità di San Tommaso, eseguita nel secolo scorso da Eugenio Bonò, poiché l'originale di Cima da Conegliano fu venduto per 1.800 sterline alla National Gallery di Londra nel 1870. Ecco come un grande scrittore, Ippolito Nievo, descrisse la città agli inizi del secolo scorso. Portogruaro non era l'ultima fra quelle piccole città di terraferma nelle quali il tipo della Serenissima era copiato e ricalcato con ogni possibile fedeltà. Le grandi case spaziose, col triplice finestrone nel mezzo, si allineavano ai due lati delle contrade, in maniera che solo l'acqua mancava per completare la somiglianza con Venezia. Torniamo alla storia. Dopo la caduta della Serenissima e l'effimero dominio napoleonico, nel 1814 Portogruaro ritorna all'Austria. L'italianità di Portogruaro si manifesta in tutta la sua forza nei moti del 1848, quando la città insorge e scaccia la gendarmeria asburgica che vi farà presto ritorno. Finalmente, nel 1866, dopo la terza guerra di indipendenza, Portogruaro viene restituita all'Italia. Com'era Portogruaro all'inizio del secolo? Abbiamo voluto fare un confronto con alcune foto d'epoca per scoprire che da allora le sue suggestioni sono rimaste intatte.
25.000 abitanti, è uno dei centri maggiori della provincia di Venezia, da sempre attiva e dinamica cerniera tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma al di là dei dati che ne fotografano l'aspetto dinamico e vivace, Portogruaro conserva un felice equilibrio tra passato e presente. Quella dimensione umana che è propria delle più belle città italiane, sorte per essere il salotto e la vetrina di tutta una comunità. Qualsiasi mese possiede una dolce suggestione che rende Portogruaro una città tutta da vedere. Il suo centro storico combacia con la sua consolidata tradizione mercantile e negozi di ogni specie si affacciano sui suggestivi portici in una sorta di prezioso centro commerciale costruito nella trama dei secoli. Una città da vivere e da conoscere, un animato ed elegante salotto in cui, tra le vestigia di un passato affascinante, è bello concedersi qualche momento di relax. Magari con qualche sorpresa. Succede a Portogruaro.